37 del 3 agosto 1999 è stata approvata la variante PRG ai sensi della legge regionale 2485 per le zone agricole ed è entrata in vigore il 18 settembre del 99 con delibera di Consiglio Comunale numero 48 del 15 settembre 2010. È stato adottato il piano d'assetto del territorio di Caorle. Il Comune di Caorle, con delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 27 febbraio 2012, di cui si richiamano per interi contenuti, ha approvato uno schema di convenzione tra il Comune di Caorle e la ditta Rossi Mari Pietro e CSMC per l'utilizzo dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a San Gaetano di Caorle, dato atto altresì della pubblica utilità e del pubblico interesse correlato al progetto di realizzazione dell'impianto stesso. Con la convenzione di cui sopra, la ditta si è impegnata ad accettare presso l'impianto i rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili del territorio del Comune di Caorle da parte del Comune stesso o di un suo appaltatore, ad un giusto e convenzionato prezzo, e a riportare a proprie cure spese la sabbia risultante dalla vagliatura degli stessi sugli arenili di provenienza, ad accogliere i cosiddetti rifiuti inerti, ossia i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione e costruzione, conferimenti effettuati dal Comune di Caorle o da ditta dallo stesso incaricata, nonché si impegna ad eseguire a titolo gratuito alcuni specifici interventi per conto e su richiesta del Comune stesso. Per gli impegni assunti dalla ditta, il Comune di Caorle trova soluzione alle problematiche legate alla raccolta e allo smaltimento delle tipologie di rifiuti sopracitati, nonché ulteriori agevolazioni e interventi, riducendo quindi costi e tempi di smaltimento dei materiali, potendo disporre di un tale impianto nel territorio comunale. Per quanto sopra descritto e meglio illustrato con la delibera consigliare numero 8 del 2012 citata, questa amministrazione ha riconosciuto l'interesse pubblico al progetto di realizzazione dell'impianto di rifiuti non pericolosi proposto dalla ditta Rossi Mario Pietro. In data 22 maggio 2012, il Comune di Caorle e la ditta Rossi Mario Pietro hanno sottoscritto la suddetta convenzione. Con delibera di Consiglio Comunale numero 56 del 23 luglio 2012 è stata adottata la variante parziale PRG ai sensi della legge regionale 11/2004 su modifiche e integrazione dell'articolo 48, ovvero secondo le procedure ex articolo 50, comma 3 della legge regionale 61/85, in cui si richiamano i contenuti. Questi di elaborati grafici di variante PRG vigente, redatti dai tecnici qualificati da parte della ditta proponente, acquisiti agli atti in data 21 ottobre 2011 a protocollo numero 37.373 e il 22 novembre 2011 a protocollo numero 40.653, costituiti da allegazione urbanistica, elaborato 1 inquadramento, stato di fatto, estratto di mappa, estratto di PRG, elaborato 2 varianti PRG comparativa, adottati con le prescrizioni espresse dal Genio Civile di Venezia, con nota del 18 luglio 2012 assunta a protocollo numero 131.906 e pervenuta in data 18 luglio 2012 con nota a protocollo numero 24.810. Constatato e rilevato che per la variante adottata il procedimento di pubblicazione presso il Comune e la Provincia ha avuto corso in conformità alla normativa vigente e che durante i termini di legge non sono pervenute osservazioni, vista la legge regionale 11 del 2004 su modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 48,1 sulle disposizioni transitorie, che prevede fino all'approvazione del PAT la possibilità di adottare quanti varianti del PRG per opere pubbliche o di interesse pubblico con le procedure di cui alla legge regionale 61/85 articolo 50 comma 3, tanto permesso si chiede al Consiglio Comunale di adottare la seguente delibera: prendere atto che non sono pervenute osservazioni e o opposizioni in merito alla variante adottata in oggetto, descritta nelle premesse, relativa alla localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi da realizzarsi in località San Gaetano in attuazione della convenzione del 22 maggio 2012 tra il Comune di Caorle e la ditta Rossi Mario Pietro e CSMC, composta dagli elaborati richiamati in premessa, di completare conseguentemente le procedure di variante del PRG ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11/2004, ovvero ai sensi della legge regionale 61/852, articolo 50,3, inoltrando il presente provvedimento al competente organo provinciale ai fini dell'approvazione. Grazie Sindaco. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? Consigliere Favaro, prego. Allora,
Sull'impianto di trattamento rifiuti in oggetto, come abbiamo già avuto in altre occasioni in questa sede, in Consiglio Comunale, avuto modo di dire, sulla necessità, sull'utilità di questo impianto vi è, credo, la condivisione da parte di tutti. Carle ha bisogno di un impianto moderno, innovativo, che permetta di trattare in maniera efficace, efficiente, tutto il rifiuto spiaggiato che di anno in anno purtroppo va aumentando, vedi le mareggiate, vedi i rifiuti portati al mare dei fiumi, dei bacini fluviali, e con costi notevoli a carico della comunità. Un impianto di questo tipo porterebbe a una riduzione di costi, porterebbe a un recupero della sabbia, che sappiamo essere materia sempre più preziosa perché ci sono molte spiagge in erosione, e quindi è bene che la sabbia ritorni alle spiagge anziché andare in discarica. E tutte cose che sono già state dette e su cui abbiamo avuto modo quando c'è stata l'occasione di votare il riconoscimento della pubblica utilità di questo impianto, questa pubblica utilità è stata riconosciuta anche col sostegno del nostro voto. Quel che però secondo noi non va bene, ed è stato messo giustamente in luce nella precedente occasione quando abbiamo adottato questa variante al PRG, quel che non va bene è forse, qua appunto lo poniamo in modo molto sereno all'attenzione di tutto il Consiglio, quindi all'attenzione della maggioranza, quel che non va bene forse è la localizzazione di questo impianto, soprattutto se teniamo conto che abbiamo un'area attrezzata, urbanizzata per attività produttive, ottava presa, area che è stata terminata già da diversi anni come urbanizzazione, ma che è praticamente deserta tuttora, salvo un'attività che si è insediata. Portare in quella sede questa attività sarebbe secondo noi la sede più appropriata. Più appropriata perché? Innanzitutto per un discorso di collegamento viario. Siccome questo impianto induce un traffico di mezzi pesanti in entrata e in uscita, ed essendo l'area PIP di ottava presa posizionata sulla provinciale, noi pensiamo che anche dal punto di vista della viabilità quella potrebbe essere sicuramente una localizzazione molto più adatta, idonea. E se poi teniamo conto del fatto che la comunità di San Gaetano, vedi il maneggio, vedi l'agriturismo, vedi le altre attività a ridosso dell'ex discarica di inerti di San Gaetano, la comunità di San Gaetano ha già subito negli anni scorsi i disagi derivanti da questo impianto trattamento rifiuti, la discarica che adesso è chiusa, ha finito il suo esercizio, però se noi di fianco ci posizioniamo un impianto di trattamento rifiuti col conseguente traffico indotto di mezzi pesanti, vuol dire che il traffico che graverebbe sulla viabilità comunale, secondaria, stradine con sezione molto ridotta, vuol dire che noi questo disagio lo perpetuiamo. Noi pensiamo invece che quell'ambito meriterebbe di essere, quello di San Gaetano, meriterebbe di essere, come dire, lasciato tranquillo, tanto più che appunto c'è un'area attività produttiva a presa attrezzata, dedicata proprio a questo tipo di insediamenti, di impianti. Pertanto, se poi il problema è un problema di proprietà delle aree, penso che il Comune, avendo il Comune, l'amministrazione comunale, con il voto favorevole del Consiglio Comunale, riconosciuto la pubblica utilità di questo impianto, il Comune abbia tutte le possibilità di mettere in campo una permuta di aree, cioè dedicare 1, 2 lotti, quel che serve, la superficie necessaria del PIP, che è di proprietà comunale attraverso capo patrimonio, in cambio della proprietà dell'area che a ridosso dell'ex discarica di San Gaetano, e magari su quell'area dove adesso la variante prevede l'insediamento di questo impianto, magari su quell'area, diventando di proprietà comunale, si potrebbe fare un intervento
come la realizzazione di un bosco, che potrebbe essere visto come mitigazione e compensazione ambientale per i disagi subiti dalla discarica, potrebbe essere anche visto come un mascheramento paesaggistico, perché la discarica oggi, benché chiusa e non più in esercizio, è comunque un elemento visivo piuttosto pesante nel paesaggio di quell'area a ridosso del Canaveriello e visibile quindi anche dalla viabilità che porta, dalla strada che porta a San Gaetano. Un intervento. Concluda cortesemente, grazie. Monti, grazie. Oggi non c'è, va bene. A disposizione un intervento da 5 minuti. Grazie, vado chiudendo, quindi tutto questo per dire che poniamo come problema l'attenzione della maggioranza, l'attenzione della Giunta, la revisione di questa variante, appunto, non tanto nel merito, cioè l'impianto, come ho già detto, è più che utile, più che necessario, ed è condivisibile da tutti noi, ma in merito alla localizzazione di questo impianto. Esiste una localizzazione più razionale, più logica, e noi invitiamo a ridefinire questa variante secondo questo criterio. Ci sono altri interventi? Consigliere Giro, prego. Sì, sarà molto breve. Ovviamente concordiamo sulla proposta e non possiamo che ribadire quanto abbiamo già esposto in parte nell'ordine del giorno dell'adozione del piano, quindi essere contrari vista la localizzazione. Grazie. Gruppo commisso, prego. Sì, grazie. Noi abbiamo votato favorevolmente all'adozione, voteremo favorevolmente anche all'approvazione, fermo restando che se ci dovesse essere degli sviluppi nelle considerazioni, nelle proposte che ha fatto il consigliere Favaro, ciò non toglie che si possa dare corso anche a eventuali, sentita la vita, eventuali modifiche. Grazie Capogruppo. Capogruppo Gorin, prego. Grazie Presidente. Ci rendiamo perfettamente conto che qui siamo in una sede che è quella della verifica, che non ci sono state osservazioni e quant'altro, e quindi non sarebbe di per sé la delibera volta a localizzare il sito. Però l'occasione non possiamo mancarla per ribadire quanto già citato dal consigliere Favaro in ordine a una richiesta di ripensamento da parte dell'amministrazione, quindi il voto è contrario. Grazie. Mettiamo ai voti il quarto punto all'ordine del giorno. Favorevoli? 13 voti favorevoli, contrari? 4. Il punto all'ordine del giorno viene approvato. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità. Favorevoli? 13 voti favorevoli, contrari? 4 voti contrari. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento imposto di soggiorno. Relazione all'assessore Giusto. Grazie Presidente. Approvazione del regolamento degli imposti di soggiorno. Ammesso che con decreto legislativo di 14 marzo 2011 numero 23 avente per oggetto disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è stata introdotta, tra l'altro, all'articolo 4 la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni, nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con delibera del Consiglio un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo fino a 5 euro per notte di soggiorno, precisando che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Con delibera della Giunta regionale numero 743 del 2 maggio 2012,
La Regione Veneto ha provveduto ad operare la ricognizione dei comuni turistici al fine dell'individuazione dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, di cui il decreto legislativo numero 23 del 2011 per l'imposta di soggiorno. Nella delibera indicata, la Regione Veneto ha stabilito che i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di cui l'articolo 4 del decreto legislativo numero 23 del 2011, sono quelli indicati dall'allegato A della legge regionale numero 33 del 2002, tra quali è inserito il comune di Caorle. Valutato come la presenza turistica sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, azione per la conservazione e il miglioramento del patrimonio pubblico, la promozione della località e l'organizzazione di eventi turistici, sportivi e culturali, obiettivi per i quali il Comune necessita di adeguate risorse finanziarie. Considerato pertanto come corrisponde a un'esigenza della città e della sua economia e da un più vasto e generale interesse acquisire risorse per promuovere a livello turistico il Comune di Caorle, nonché mantenere intatti i servizi erogati e il patrimonio pubblico, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta di soggiorno. Ritenuto a tal fine di istituire ai sensi dell'articolo numero 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 numero 23, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio di Caorle nella misura e decorrenza che sarà stabilita con apposita deliberazione di giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio preventivo 2013. Rilevato che all'articolo 4,3 del decreto legislativo 23/2011 stabilisce con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 14,1 della legge 400 del 1988 e detta la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno in conformità con quanto stabilito dal predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentate dai titolari di strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni, entrata in vigore dal decreto legislativo 23/2011, decorrente dal 7 aprile 2011, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti. Preso atto che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che comunque è volontà dell'amministrazione comunale procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta come considerato dalla suddetta norma. Ritenuto di approvare il regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Caorle, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, le esenzioni degli obblighi e dei gestori delle strutture ricettive, la modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento. Opportuno favorire il soggiorno turistico in considerazione alla struttura, alla domanda turistica della città di Caorle, riconoscendo l'esenzione per i minori fino al 12° anno di età compiuto, gli appartenenti alle forze di polizia statali e locali e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano nelle strutture di cui l'articolo 2 per esigenze di servizio. I lavoratori impegnati in qualsiasi forma presso le strutture ricettive di cui al presente regolamento o presso imprese con sede a Caorle. Studenti che soggiornano nei periodi di studio o di formazione professionale come attestato dalle rispettive università, scuole o enti di formazione. Di istituire la consulta sul turismo entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento. Avete il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta, di esprimere un parere consultivo sulla destinazione del gettito dell'imposta,
o su eventuali correttivi da apportare al regolamento. Dato che la consulta sul turismo avrà i compiti delle funzioni consultive e sarà composta dai rappresentanti degli operatori delle strutture ricettive dall'amministrazione comunale, allo scopo nominati, previa designazione da parte delle categorie interessate e sulla base del principio della proporzionalità. Precisato che la misura dell'imposta, come disposto dal citato articolo 4 del decreto legislativo numero 23 del 2011, dovrà essere stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, assumendo come parametri di riferimento le tipologie e le classificazioni delle strutture ricettive. Preso atto, sul presente provvedimento sono state sentite le agenzie immobiliari, i villaggi turistici, i campeggi, nonché le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Caori, i quali sono stati convocati per un confronto in data 13 settembre, 2 ottobre, 16 ottobre, il 7 e il 21 novembre del 2012, come da verbali già agli atti degli uffici, e in data 21 novembre è stato altresì redatto un verbale di chiusura degli incontri con i suddetti operatori e associazioni di categoria in materia di imposte di soggiorno. Dato atto che ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera F del decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche, spetta al Consiglio Comunale istituire l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane quindi in competenza della giunta comunale, che le dovrà opporre entro i limiti di approvazione nel bilancio di previsione 2013. Visto il parere espresso dal revisore dei conti ai senso dell'articolo 3, comma 1, lettera 0 O del decreto legislativo 170 del 2012, prevenuto in data 24/11/2012, delibera di istituire l'imposta di soggiorno per il comune di Caove e approvare il relativo regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto all'allegato A. Di dare atto che la misura dell'imposta di soggiorno per il comune di Caove per l'anno 2013 sarà stabilita dall'apposita deliberazione di giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio previsto nel 2013. Grazie Assessore. Apriamo le discussioni, se ci sono interventi. Capogruppo Zanò. Vorrei dire, sarà lungo, ma dopo l'intervento del sindaco in merito al problema del Russia sarà breve nella lunghezza. Signor Presidente, signor Sindaco, gentili colleghi di maggioranza e minoranza, stiamo vivendo un periodo di grave crisi politica, economica, sociale e morale. L'economia è ferma e nello stesso tempo aumenta il debito pubblico, quello delle aziende e quello delle famiglie. Il sistema bancario è in forte tensione. Noi tutti siamo sempre più gravati da tasse esorbitanti. Tutto questo perché? Per mantenere i servizi può darsi. Certo, quando vengono a galla certi costi della politica, del finanziamento pubblico dei partiti, milioni di euro affidati ad improbabili tesorieri, quando il costo delle opere pubbliche, magari anche fatte male, lievita a dismisura, mi riferisco al ponte cosiddetto di Calatrava, quando la spesa principale dello Stato sotto Natale è quella dell'automantenimento di enormi stipendi, tredicesime e prebende della casta, mentre la stragrande maggioranza degli italiani con basso reddito viene spremuta dalle tasse, allora viene da chiedersi che cosa dobbiamo fare per uscire da questo grave momento di crisi certamente economica ma anche e soprattutto morale, come
facciamo in definitiva venirne fuori. La nostra modesta ricetta è quella di fermare per un po' di tempo e farci tornare alla mente che cosa eravamo, soffermarci su quelle che sono le nostre radici, la tradizione del nostro paese Italia e delle nostre famiglie, che nascono da valori cristiani e laici, che si basano sulle virtù e non certo sulla cultura della furbizia, dell'imbroglio o della corruzione. Dobbiamo riprendere in mano e valorizzare le nostre ricchezze umane, artistiche, ambientali, imprenditoriali e civili. Dobbiamo pensare ad una trasformazione dell'economia che non potrà più avere le caratteristiche di quella che ci lasciamo alle spalle, che dovrà puntare alla riqualificazione, alla ricostruzione, in definitiva alla riappropriazione della bellezza del nostro ambiente. Anche Caorle dovrà essere riqualificata ed abbellita se vogliamo che possa rimanere turisticamente competitiva per i prossimi anni, se vogliamo farla ripartire dal punto di vista economico. Abbiamo bisogno di proposte nuove, rivoluzionarie, non di tasse, signor Sindaco, sotto qualsiasi forma o nome le si voglia chiamare. Per noi, nella nostra lista civica per il rinnovamento, è necessario muoversi su due strade. La prima è quella di attrarre e favorire gli imprenditori. La seconda è quella di ridurre drasticamente le spese. Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo già proposto e ritorniamo a proporre in questa sede l'abolizione per un periodo medio-lungo, che può essere su 10 anni, tutte le tasse comunali per quegli imprenditori che vogliono ricostruire o ristrutturare una struttura alberghiera turistico-ricettiva in Caorle. Per quanto riguarda invece la riduzione della spesa e del suo drastico abbattimento, pensiamo sia necessario intervenire su alcuni settori. Primo, costo degli amministratori. Abbiamo sentito dalla viva voce del Sindaco durante lo scorso Consiglio Comunale, in risposta ad una nostra interpellanza, che solo per quanto riguarda le spese di telefonia ogni anno il Comune spende 20.000 euro. Potremmo soffermarci a lungo anche sugli altri costi, ma lo faremo in una prossima interpellanza. Punto 2. Costo del personale. Dobbiamo chiederci se possiamo ancora permetterci, mi pare siano 162 dipendenti effettivi, cioè la grossa azienda esistente nel territorio di tutto il nostro comune. Sia ben chiaro che nessuno vuole mandare a casa nessuno, ma riteniamo sia doveroso pensare ad un programma di ridimensionamento e di snellimento della macchina burocratica da gestire e diluire nel tempo attraverso una oculata programmazione. Terzo punto, costi correnti. Come in ogni famiglia o azienda che si rispetti, soprattutto in periodo di crisi economica, bisogna cercare di passare il costo delle bollette, gas, luce, acqua. Anche il comune paga le bollette del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua. Vorremmo ci fosse un piano anche per la riduzione di queste spese. Ed infine lo smantellamento della società patrimoniale, la Caorle Patrimonio, della serie. Se non possiamo fare i debiti con il comune, allora facciamoli con la patrimoniale. Noi pensiamo che più tempo aspettiamo a liquidarla e più debiti più noi avremo ancora da pagare. Per noi della nostra lista civica quindi non c'è spazio per la tassa di soggiorno e pensiamo che anche i soldi dell'IMU sulla prima casa, come stanno già facendo alcuni comuni del Veneto, debbano essere restituiti ai cittadini sotto forma di agevolazioni. Signor Sindaco, quello che le auguriamo con tutta sincerità è di uscire politicamente dal bavaglio della continuità amministrativa che le hanno imposto i suoi padrini politici, escluso naturalmente dalla TOP. Sappiamo che non è farina del suo sacco anche l'applicazione delle tasse di soggiorno, come tante altre questioni che è costretto a difendere bene a tutti i costi, come abbiamo visto prima con la questione della Russia. Non si lasci condizionare dai consigli interessati dalle mistificazioni per il PAC, tanto care che l'ha preceduta. Sia lei, o meglio sia l'azione politica della sua maggioranza, a dettare i tempi ed i modi dei cosiddetti uffici, e non il contrario. Abbia rispetto per i suoi cittadini, ed in questo caso soprattutto per le associazioni di categoria, che in definitiva le hanno solo chiesto di collaborare e non di essere prese in giro con dichiarazioni stampa non corrispondenti al vero.
considerazione anche del fatto, le ricordiamo ancora una volta, che rappresenta solo il 29% dei cittadini di Caorle, la ricerca della collaborazione con la maggioranza del Paese potrebbe essere utile a lei, a noi e a tutte le città di Caorle. Grazie Capogruppo Zanò. Capogruppo Bonifredo. Grazie Presidente. Sostanzialmente sono condivisibili le osservazioni citate dal Capogruppo Zanò, quindi io mi permetto soltanto di effettuare alcune integrazioni ad un ragionamento che ci porta ad esprimere la nostra contrarietà ad una nuova, ulteriore imposta che va a colpire il soggiorno, perché così si chiama, imposta di soggiorno. E allora, per carità, vengono naturali alcune considerazioni, alcune più che altro riflessioni. Se l'imposta è di soggiorno e ormai è pacifico, assodato, che trattasi di un tributo di scopo, dobbiamo chiederci quantomeno, primo, qual è il presupposto di questa imposta, perché se è il soggiorno allora mi dovete dire, e se non me lo dite perché non ve lo siete chiesto a che cosa vi rifate, in che cosa il soggiornare a Caorle sia indice di capacità contributiva, perché se è la capacità contributiva il presupposto essenziale e ineludibile affinché ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione possano essere imposte delle prestazioni patrimoniali, io francamente dell'imposta di soggiorno non vedo come possa ravvisarsi per il solo fatto di venire a soggiornare a Caorle un indice di capacità contributiva. In secondo luogo, questa, essendo appunto imposta, o meglio tributo di scopo, ha uno scopo che però il decreto legislativo istitutivo del tributo non ha indicato, se non a linee estremamente generali. Allora si dubita della legittimità anche dello strumento regolamentare quale idoneo ad individuare lo scopo, ma sappiamo perfettamente che sul punto sono già intervenute delle sentenze del TAR Veneto, anche se non ricordo male, che sostanzialmente riconoscono la compatibilità di questo passaggio e quindi dello strumento regolamentare per l'istituzione e quindi anche l'individuazione di quelli che poi saranno gli scopi. Ma un ulteriore elemento che però ci lascia estremamente dubbiosi sulla legittimità di quanto questo Consiglio, immagino, visto le dichiarazioni anche richiamate dal Capogruppo Zanò, si appresterà a deliberare, dicevo, della legittimità di un tributo che sostanzialmente questo scopo ce lo farà capire ex post, cioè quando ormai l'imposta sarà riscossa. In realtà invece nell'ambito dei tributi di scopo bisognerebbe dettagliatamente, analiticamente individuare quello che è lo scopo e in ragione dello scopo poi calibrare il prelievo. Diversamente si va a prendere a man basse e dopo si dice guarda, con questi soldi faremo questo. Neppure ritengo che sia di per sé questa imposta uno strumento economicamente sostenibile, nel senso che se da un lato è vero che si va a effettuare un prelievo che magari anche ammonterà nella cifra di qualche milione di euro, 1, 2, quello che sarà, è anche vero che però il tributo deve essere riscosso, ormai lo sappiamo un po' tutti, dal turista, ovvero da colui che viene a soggiornare a Caorle. Ma il soggetto passivo turista si troverà a versare, nella migliore delle ipotesi, speriamo per lui anche meno, cifre che sono sostanzialmente contenute sotto i 30 euro. E allora sappiamo che anche su questo aspetto non è possibile il prelievo coattivo del tributo e si vengono ad introdurre allora delle sanzioni per colui che, anche in questo caso il TAR del Veneto ha già potuto statuire che non può essere qualificato
sostituto di imposta per i casi in cui non faccia o non raccolga dal turista la dichiarazione che magari questi non vuole pagare l'imposta. Perché sotto i 30 euro e sul punto l'attività di recupero viene definita come antieconomica per la modesta entità delle somme, in ragione del fatto che l'articolo 3, comma 10 del decreto legge, poi successivamente anche convertito il 16 del 2012, convertito nella legge 44 del 2012, non consente più di procedere all'accertamento della riscossione qualora l'ammontare dovuto risulti appunto inferiore a questa somma. Si devono quindi sanzionare gli operatori gravandoli di un ulteriore carico burocratico che senz'altro non agevola lo svolgimento della loro attività, si va ad introdurre un ulteriore salzello che non incentiva certamente le presenze turistiche, che se sono, come viene dichiarato un po' da tutti, la fonte dell'economia locale a livello principale, è anche vero che piuttosto che introdurre l'imposta di soggiorno bisognerebbe introdurre un incentivo al soggiorno a casa. Questa è la nostra visione, ci rendiamo perfettamente conto però che questa visione non è condivisa dalla maggioranza e la maggioranza però la introdurrà lo stesso. Allora io mi chiedo anche, è stato soppesato o meno se questo nuovo balzello è compatibile con il quadro normativo comunitario? Perché se è o meno compatibile con i pilastri della libera circolazione delle persone, allora forse bisognerebbe comprendere che questo è un nuovo dazio, se vogliamo definirlo, un nuovo appunto balzello che va ad intromettersi quale elemento distorsore della libera circolazione delle persone. Se è così allora non è compatibile. Ma questi però sono aspetti più tecnici che altro che io voglio superare in questa fase, nel senso che poi alla fine il comune deve far cassa e nel far cassa allora da un lato abbiamo visto si introduce il meccanismo della monetizzazione dei parcheggi, dall'altro si prevede l'imposta di soggiorno. È recente la notizia, ma poi lo vedremo anche nelle successive delibere, che addirittura la cassa si fa con l'asporto rifiuti, perché una parte della tariffa di igiene ambientale viene redistribuita ai comuni che sono soci di ASO sotto somma di dividendi. E allora capite che questi soldi che vengono impiegati non per contenere quanto pochi siano, non è quello il problema, non è la cifra assoluta, ma è l'elemento, diciamo, di principio che ci interessa. Si tratta di continuare a prelevare. Solo questo si riesce a fare. In realtà ci sono strade alternative e mi permetto di avanzare una proposta, magari poi la formuleremo anche in termini più articolati, con una formalizzazione proprio al protocollo. Un po' come si diceva a proposito di Brussa, pensateci, introducete questo collegamento, no, tramite traghetto ciclopedonale per collegare Falconera a Brussa. E allora evitiamo di prelevare ancora soldi e cerchiamo di ottimizzare il patrimonio esistente. Il comune di Caule, che è l'unico socio della società Caule Patrimonio, evidentemente dispone di una enorme risorsa che potrebbe essere diversamente valorizzata. E mi spiego. Il parcheggio multipiano, che in realtà è poco sfruttato, ma che comunque è un immobile che potrebbe essere diversamente valorizzato, noi avevamo già avanzato la proposta in campagna elettorale, non escludiamo la bontà di un'iniziativa, anzi la vediamo di monocchio, di un'iniziativa che dica semplicemente: guardate, ci sono 500 e passa la posti auto, non ci interessano tutti, la maggior parte mettiamoli a bando, rendiamoli con concessione fruibili per un tempo determinato agli operatori e ai cittadini che ne hanno bisogno, piuttosto che magari pensiamo semplicemente addirittura di venderli laddove è necessario e possibile. Bene, ipotizziamo anche un canone di concessione piuttosto che un prezzo di vendita dai 3 ai 5.000 euro a posto auto.
Che il Comune se ne trattenga anche 100, sono decine di milioni di euro che potrebbero rientrare nelle casse comunali, evitando così di gravare ulteriormente sulle casse, sulle tasche e quindi sui portafogli dei cittadini piuttosto che degli imprenditori o dei semplicemente turisti. Questa è una semplice proposta, ma che vi invito a soppesare, perché evidentemente consentirebbe di recuperare una gran fetta di quelle che sono risorse necessarie, anche smantellando, secondo quello che è già stato fatto dal capogruppo Zanon, un apparato ormai inutile, forse semplicemente di facciata, che è la Camera Patrimonio. Per finire, La invito a concludere, grazie. per finire, non può che essere contrario il nostro voto alla luce di quanto finora espresso, anche se so che ormai purtroppo la decisione è stata presa. Grazie. Capogruppo commisso, prego. Grazie. Intanto faccio i complimenti all'assessore per la lettura che ha fatto evidenti progressi, peccato per quella lettera zero che ha rovinato le cose, insomma, pazienza. Dunque, tasse di soggiorno, scusate la battuta. Perché siamo contrari? Perché a nostro avviso c'è ancora il luogo comune di ritenere che l'albergatore è uno che fa la bella vita per 9 mesi, lavora 3 mesi, si va. Non è così. L'albergatore o chi dà ricetto, quindi ovviamente campeggiatori, eccetera, sono quelli che svolgono quelle attività che sono soggette a tutte le concorrenze possibili e immaginabili, con offerte molto allettanti a livello mondiale. L'attività dell'albergatore, di quello che dà ricetto, è vessata da una miriade di impegni. Devi essere in ordine per i vigili del fuoco, devi rivolgerti a un professionista, devi fare i corsi di aggiornamento, devi parlare di professionista e anche i corsi di aggiornamento, devi essere a posto con la conservazione dei cibi rilevanti, quindi anche lì ti devi rivolgere a un professionista perché c'è una legislazione isterica che cambia continuamente e umanamente non è possibile che una persona che fa di professione l'albergatore possa seguire queste variazioni continue. Devi registrare continuamente gli ospiti che ti arrivano, mandare le cartelle ai carabinieri, le altre cartelle alla PT, devi far fare i corsi, insomma, prima di cominciare a lavorare sei già sfinito, sei già vessato. Ora abbiamo il comune che va a chiedere ulteriori impegni all'albergatore, quale non ne può più, non se ne può più di questi impegni, di questa burocrazia, di questo aumento continuo e cambiamento continuo delle regole. Si dirà, ma anche le altre attività, a maggior ragione è ora di finirla con questa confusione totale. C'è la gente che sta chiudendo. Siamo in crisi, la tassa di per sé è un elemento recessivo, allontana la gente. Dovremmo fare invece noi la pubblicità contraria, a Caule non si applica la tassa di soggiorno, questo avrebbe l'effetto contrario, non si applica la tassa di soggiorno, per quanto demagogico sia dire ma cosa sono 50 centesimi, una famiglia spende 2 euro, non è così. Prima di tutto non ci viene detto, non ci viene spiegato che tipo di promozione turistica si vuole fare, nessuno ha mai quantificato questa cifra. Cosa sono le manifestazioni che si fanno durante l'estate? Sono i fuochi artificiali, sono i marciapiedi da mettere a posto per andare nelle zone monumentali, non si sa. Quindi sarebbe una cosa bella dal punto di vista amministrativo che un'amministrazione dicesse mi servono 1 milione di euro per fare 1, 2, 3, 4 cose. Questo non si sa. Tra l'altro la legge, quel decreto legge, dice che può essere istituita la tassa di soggiorno, non deve essere istituita, può. Quello stesso decreto legge prevedeva in origine quella che era come dire, l'uovo di Colombo, la compartecipazione IVA. Tutte le attività, tutte le partite IVA del comune di Caule avrebbero compartecipato alla spesa per la promozione turistica e lì sarebbero stati tutti d'accordo. Non ci sarebbe stato nessun problema.
mentre attualmente la compartecipazione IRPEF, voi sapete bene che si paga sulla residenza, per cui abbiamo delle persone che hanno l'attività qua ma pagano, lasciano la compartecipazione nei comuni di residenza. C'è anche un aspetto di iniquità, perché la tassa di soggiorno la paga chi soggiorna e chi invece non soggiorna ma usufruisce ugualmente di tutti i servizi e viene qua giornalmente oppure va ad abitare nel suo proprio appartamento, non paga assolutamente niente. Tra l'altro si richiede a chi offre ricetto anche di fare un'operazione che altrimenti, voglio dire, è pagata. Se uno fa il sostituto d'imposta, non si chiama così perché la sentenza mi pare che questo del TAR l'abbia escluso, lo fa praticamente gratuitamente e ogni 15 giorni, 10 giorni deve fare la lista, deve comunicare col comune, deve spiegare ai clienti che vengono qui da 50 anni, da 30 anni, che da quest'anno è stato solo non spiegare questa cosa è un lavoro. Perché quando c'è il cambio, del sabato vanno via, tu devi stare a spiegare a tutti quanti, devi fare il conto, quello che hai diritto. È uno stress, veramente. Gli agricoltori stiamo chiudendo dopo della pesca e dopo che si chiude l'agricoltura anche l'ultima attività che ci fa sopravvivere economicamente. Ricordiamoci che chi dà ricetto è l'attività che dà lavoro, che dà ricchezza, che dà comunicazione, che dà ricchezza a tutto il paese. Non si può continuare a dire tanto lavoro 3 mesi, non è vero che si lavora 3 mesi l'anno, si lavora 10 mesi l'anno e bisogna stare alla concorrenza in maniera spietata e dobbiamo, come dire, e siamo fortunati che siamo a Caorle, no? Che ancora fortunatamente mantiene una caratteristica che altri luoghi non hanno e riusciamo ancora a sopravvivere. Infatti, voglio dire, soffriamo un po' di meno la crisi rispetto ad altri, però la soffriamo lo stesso. Ma una cosa soprattutto non ci avete detto, perché la mettete? Le prime volte dicevate c'è la riduzione del contributo dello Stato, non ce la facciamo più, le riduzioni sono tali che eccetera eccetera. A me non risulta. Non risulta che ci sia una riduzione del fondo sperimentale di liquidi, adesso si chiamano così, trasferimenti che lo Stato passa ai clienti. Quella stessa cifra che era all'inizio. C'è ancora, tra l'altro, abbiamo aumentato in maniera importante l'entrata dell'IMU rispetto all'ICI e qui i mancanti trasferimenti sono stati abbondantemente compensati. Quindi voi non ce la portate giusta. Potrei fare IMU a bilancio 8.080.000 contro 6,5 milioni di ICI, questi sono i dati circa, quindi 1.600.000 euro in più solo per aver cambiato l'aliquota ICI, sostanzialmente IMU nuova. Potrei rifare la lista degli sprechi e dei soldi mal gestiti che ho fatto anche, eviterò. Però voglio raccontare lo stesso un particolare che forse non tutti conoscono. Per inciso dico, per esempio, per quanto riguarda adesso accennava alla Cavour Patrimonio, mi viene in mente che il Comune ha istituito la Cavour Patrimonio per quella questione di efficientamento, per cui la Cavour Patrimonio, essendo una società che opera come società privata, può recuperare l'IVA, può scaricare l'IVA, mentre il Comune non lo può fare. Ecco, il Comune cosa ha fatto? Ha dato gli cespiti alla Cavour Patrimonio, è entrato in affitto, paga l'affitto, quindi paga IVA, non la paga più, paga IVA, no? E quindi abbiamo circa 100.000 euro di IVA che paghiamo, che devo pagare. Tra l'altro la Cavour Patrimonio